Benvenuti per questa recensione della Old, il bel Friuli, non più Old Friuli ma il bel Friuli. Allora, quindi, oggi una doppia recensione per via del fatto che andrò a recensire due episodi, il secondo e il terzo episodio. Allora, diciamo che il secondo è durato poco, è durato 8 minuti ed è stato più che altro, ed è stata più che altro una chiamata che ha visto il nostro caro Happy Farming Day, che ha chiamato appunto a Ludmillo anzi Ludmillo ha chiamato a Happy Farming Day per dirgli dove ha nascosto i soldi insieme a Leslie Chow che non essendo abituato all'aria molto pesante di Chernobyl è svenuto ed è ancora incosciente. Nel frattempo Ludmillo ha detto che ha nascosto i soldi nel reattore principale di Chernobyl, nella centrale, scusate, nel reattore, quindi nessuno ci può entrare se non lui, perché lui è l'unico che può, essendo che ha i poteri sovrannaturali alle radiazioni di Chernobyl, quindi lui è l'unico uomo che può fare questa grandiosa impresa. Comunque, lì è dove sono nascosti i soldi, solo che il nostro Happy Farming Day ha molta paura che Leslie Shaw possa andare a dire a qualcuno di questa cosa, perché cioè solo loro tre devono sapere di questo nascondiglio, anche se non possono andare a prendere i soldi perché ci può solamente andare Ludmillo, perché altrimenti gli altri svenirebbero cioè, come a Ciao. E siccome Ludmilla è l'unico che può, però comunque per sicurezza è giusto che nessuno lo sappia, a parte loro tre. Mi sembra più che giusto questo ragionamento. Ora, passiamo invece al terzo episodio, un terzo episodio molto più frizzantino, un terzo episodio dove ha visto addirittura il poliziotto, l'agente di Salvatore, agente di Salvatore che in pratica ha notato una cosa parecchio, ecco, cioè molto controversa, parecchio controversa, cioè che il visto di Leslie Chow è scaduto 5 giorni fa, quindi lui ha fatto una multa di 8.000 euro, quindi il buon Paolo era già molto, anzi il buon Happy Farming Day era già molto svantaggiato all'inizio della serie e ora lo sarà ancora di più, essendo che deve pagare, anzi che ha pagato se non erro, questa grossa cifra, altrimenti doveva andare in galera. E, e non era una bella cosa, ecco, per l'azienda, anche per la sua carriera e soprattutto per la sua vita, perché non poteva continuare la Whole Friuli, anzi il bel Friuli, se il nostro amato Happy Farming Day va in carcere. In carcere. Quindi, niente. Questo è stato l'episodio, il secondo e il terzo episodio. E secondo me sono stati due ottimi episodi. Questo terzo qui mi ha fatto scompisciare per quanto riguarda l'accento del poliziotto che non ho capito ancora da dove viene questo poliziotto. Sembra molto un emiliano da come parla, con quella C che la trasforma in Z, no? Comunque questo poliziotto fa morire a mille nomi, Emanuele, Francesco, Paolo, Nicola, non si era capito qual era il suo nome effettivo, comunque sappiamo che è l'agente di Salvatore e secondo me ha stile come poliziotto, proprio, cioè, ma guardate con che divisa questo qui va in servizio, cioè guardate lo stile, gli manca solamente il cappello da sceriffo e siamo a posto. Che poi bellissimo anche il fatto che in Friuli i poliziotti hanno delle macchine della polizia statunitense. Questa cosa mi fa veramente morire delle risate, ma allo stesso tempo mi piace molto come stile. E niente. Comunque noi ci vediamo alla prossima recensione di qualche episodio del Bel Friuli. Vi ricordo di supportare la fanpage di Happy Farming Day e ovviamente il canale di Happy Farming Day.
Alla prossima!